questo? Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Sono contenta di vedervi numerosi anche oggi. E questo libro, la presentazione di questo libro, si inserisce in un ciclo che l'Ateneo ha voluto denominare Ateneo in Viaggio. Mai altri come i veneziani hanno intrapreso viaggi lunghissimi, viaggi che hanno portato a scoprire molte cose. Insomma, è stato un popolo di viaggiatori, di avventurieri, di persone che si sono spinte oltre. Quindi ci piace dedicare un ciclo a queste persone, personaggi del passato. Abbiamo iniziato ieri con Miani, cognome che probabilmente dirà poco ai presenti, a me non diceva assolutamente niente, personaggio ottocentesco, poliedrico, al quale dobbiamo una bellissima collezione che è al Museo di Storia Naturale, che vi invito ad andare a vedere, e che insomma ha fatto della sua vita un romanzo. Oggi abbiamo invece un viaggiatore moderno, un viaggiatore di oggi, che però ha seguito un viaggiatore del passato. E mi è molto piaciuta poi la singolarità con cui ha iniziato questo viaggio, andando a curiosare perché pioveva dentro Palazzo Ducale, e di lì è incominciata questa grande avventura. Io devo dire che la invidio anche molto. È andata così. Che la invidio anche molto, perché l'idea di ripercorrere antiche rotte è una cosa che a me ha affascinato, che mi sarebbe piaciuto fare. Finora non ho avuto il tempo e forse neanche il coraggio di fare, coraggio che invece lei e la sua compagna fotografa avete avuto. Non aggiungo oltre, perché vogliamo ascoltarvi. Vi ringrazio e vi auguro buon pomeriggio. Grazie. Scusate, una piccola chiosa. Voglio aggiungere che queste iniziative, alcune di queste iniziative, vengono fatte con la libreria Studium. Abbiamo qui Marco Vidal, perché l'Ateneo vuole sottolineare l'importanza di chi, a fronte di coloro che chiudono le librerie, molto spesso necessitati, a volte insomma perché forse trovano altre soluzioni commerciali, c'è chi invece le riapre e le vivifica, come ha fatto Marco Vidal. E io penso che la città tutta debba rendergli un grande ringraziamento, perché è stato un atto coraggioso di cui lo ringraziamo. Grazie alla Presidente, grazie a tutti voi numerosi presenti anche questa sera, e questo è un motivo di orgoglio per la nostra attività e anche significativo. Ieri sera c'è stata la prima della Fenice, una prima straordinaria, un appuntamento culturale meraviglioso. In questo stesso campo questa sera siamo in tanti per la prima presentazione dell'avventuriero, quindi di Niccolò Mannucci, di Gianni Dubini. Gianni Dubini, che io ho incontrato per caso appunto nella libreria. Io passavo per caso perché non spesso sono appunto purtroppo tra i libri e tra gli scaffali della libreria, e era quest'estate, ci siamo incrociati, non ci conoscevamo, ma eravamo a scuola assieme. Eravamo a scuola insieme, quindi da ragazzini ci ricordavamo appunto di ricordi dei Cavanis, dei mitici Cavanis. E mi parla appunto di questo viaggiatore che non era stato ancora pubblicato, di cui non era uscito nulla, anzi di cui era uscito un bel articolo, tra l'altro firmato sempre da Gianni, sul Ligabue Magazine che noi avevamo, e quindi una storia affascinante, tanto più che il tema del viaggio riguarda sempre una Venezia proiettata nel futuro. Anzi, il viaggio è quello che Venezia dovrebbe recuperare, questo essere proiettata verso l'esterno, verso una cultura, no? È un dialogo tra persone, tra culture, e vedere per esempio nelle prime pagine dove tu descrivi questa Venezia da cui Niccolò scappa, no? È una Venezia comunque dove ci sono interscambi continui, dove anche i genitori sono persone semplici ma
battono le spezie, no? Questo è il loro lavoro. È una Venezia comunque che poi tu descrivi nelle tue pagine, che si ritrova anche per tutto il viaggio, per tutte le relazioni e nella storia della diplomazia di questi luoghi, no? Una Venezia completamente diversa da quella di oggi, purtroppo, che è proprio completamente chiusa in se stessa, se vogliamo, e quindi questi appuntamenti sono molto importanti, no? Ricordare la storia di Venezia e ricordare come questa anima della città rivolta verso l'esterno, rivolta verso i commerci e tante attività che hanno fatto e hanno costruito questa meraviglia quasi impossibile, sono la via anche per il futuro, perché il futuro non può essere quello della monocultura del turismo, ovviamente. Il libro l'ho letto con grandissimo piacere. La cosa che mi ha reso ancora di più veloce la lettura è questo tuo ripercorrere il viaggio appunto di Niccolò Mannucci con Angelica, e in qualche maniera sul solco anche di alcuni storici divulgatori che hanno anche ti hanno fatto una bellissima dedica, no, sul libro, quindi sì. William Darlimp e Angela, appunto, e Angela. E quindi oggi poi quello che volevo sottolineare, è uscito un bellissimo articolo su Robinson della Repubblica, che sancisce anche proprio l'importanza di questo libro in ambito nazionale, a firma di Carlo Pizzatti, e che ovviamente sottolinea quanto il tuo studio, il tuo lavoro ha un'importanza importante, e ci tengo a citare anche la fine appunto di questo articolo, dove scrive: è un esordio che fa venire voglia di leggere il prossimo libro di Gianni Dubini Venier. Quindi congratulazioni. Grazie. Grazie Marco. E ringrazio il professor Marino Zorzi per essere qui con noi, con la sua presenza, la sua meravigliosa cultura supporterà questa presentazione. Grazie a tutti. Vuoi venire qui? Qui? Sì. Allora, anzitutto ringrazio di queste parole così gentili e ringrazio moltissimo l'amico Gianni Dubini, che mi ha dato questo incarico così onorifico e così piacevole di parlare del suo libro. E per me è un piacere sia per l'amicizia che ho per lui e la stima, sia perché il libro è veramente bello, quindi fa piacere presentarlo, perché è un libro divertente, piacevole, fondato su basi solidissime, perché come si vede anche dalla bibliografia imponente, l'amico Gianni conosce molto bene l'orientalistica, la materia è per lui familiare, lui ha già fatto degli studi su quello che riguarda l'India, la Persia, quindi sa tutto dell'argomento, ma questo è solo la base, perché in realtà il racconto si snoda come un romanzo. Il bello è quello che praticamente uno vuol sapere cosa succede, è ansioso di vedere il seguito, è un romanzo vero, come si dice, cioè tutto vero, ma più che un romanzo sono due romanzi, perché c'è quello originario, il fondamento, il romanzo della vita di Mannucci o Manuzzi. Su questo poi torneremo perché è una vecchia discussione, ma quello è già una vita romanzesca. E poi c'è un altro romanzo che è la coraggiosa, generosa impresa di Gianni di ripercorrere la lunga impresa di Mannucci, e di ripercorrere il suo viaggio e di rivedere i luoghi, insomma di vivere una nuova avventura sulla traccia della sua.
Quindi raccomandare la lettura di questo libro è un piacere che si fa al lettore e non è una seccatura come talvolta succede, che si è costretti a dire Per fortuna. Grazie Marino. Questo no, è un libro divertente che consiglio veramente tutti di leggere. Dunque bisognerà prima di tutto dire qualcosa anche sul primo dei romanzi, Il fondamento, cioè l'avventura di Manuzzi. Come già ha ricordato il mio predecessore sul palco, l'avventura nasce quando questo ragazzo di 14 anni, Nicolò, è stufo di stare in una casa povera a Sant'Agostin, pestare il pepe coi genitori, e vuole farsi una vita sua, e per far questo fugge di casa, si imbarca su una tartana che era all'ancora a Venezia, si nasconde e parte senza che nessuno si sia accorto di lui. Però dopo un po', poveretto, non ne può più di stare accovacciato, mal vestito, si manifesta, ed è così fortunato da trovare un capitano che è una persona per bene e gentile. Invece di venderlo schiavo, buttarlo ai pesci come poteva fare, invece lo riveste, lo tratta bene e lo tiene sulla nave, e lì incontra l'altro protagonista del racconto, che è Henry Budd, visconte di Bellomont, che è anche lui sulla tartana. Questa è un'altra storia singolare, per questo Bellomont, come ci racconta Manuzzi e ci riracconta molto bene il nostro Gianni, questo Bellomont era un nostalgico della monarchia degli Stuart, era fedelissimo del re Carlo I, che poveretto aveva appena lasciato la testa sul patibolo, e voleva restaurare la dinastia Stuart, e per far questo ha pensato, d'accordo anche con Carlo II, che poi riuscirà anni dopo a salire sul trono, ma non grazie a Bellomont purtroppo, d'accordo con lui decide di tentare di trovare degli appoggi, strano a dirsi, in Oriente, e decide di andare in Persia, dove regna lo Shah Abbas, il cui predecessore aveva un debito di riconoscenza verso gli inglesi, perché li avevano aiutato a liberare il Mar Rosso da una colonia portoghese, no? E quindi lui spera di far valere questo intervento inglese, perché lo Shah aiuti il re legittimo Carlo II a risalire sul trono. È un'impresa un po' strana, bisogna dire la verità, perché pensare di ristabilire sul trono inglese un re che, grazie all'intervento di uno Shah, insomma, mi sembra era veramente una cosa un po' singolare. Ma lui decide di partire e tenta questa spedizione. E cosa succede? Che il giovane Manuzzi entra in amicizia con Bellomont, ed allora lo segue in questo lungo percorso, perché Bellomont arriva a Costantinopoli, poi va avanti in Anatolia, poi dall'Anatolia passa in Persia e finalmente arriva alla corte dello Shah. Io però non voglio raccontare la storia, perché se no, come nei romanzi gialli, non bisogna dire come finiscono, se no non c'è gusto. Ma insomma bisogna pensare a questa spedizione di questi due strani personaggi, un lord un po' matto che spera di ottenere l'aiuto dello Shah per ristabilire la monarchia, e questo giovane avventuroso di 14 anni che non ha nulla ma vuole tentare di farsi una vita diversa in un altro mondo. Quindi tutto va in certo modo bene, perché almeno sopravvivono tutti e due, ma il povero Bellomont viene derubato nella città di Bursa, rimane senza quei po' di denari che aveva,
purtroppo necessari per comprare regali, perché non si poteva andare dai ministri senza regali. Poi non è ben chiaro come mai riesca a recuperarne un po', che fatto sta che non va del tutto a mani vuote, ma insomma riesce ad arrivare lì. Ma poi non dico come va a finire, ma non va a finire tanto bene, perché lo Shah lo dice tante cose gentili, anche il suo primo ministro dicono tutte cose gentili, ma fare spedizioni in Inghilterra non ne fanno. Allora tutti e due cosa fanno? Partono verso l'India, e lì tutto un altro capitolo si apre, perché il povero Bellomont muore, ma Manuzzi invece fa una grande carriera, si improvvisa medico, tra l'altro non so come faccia, ma evidentemente ha successo, perché guarisce qualcuno per caso e diventa celebre, e poi fa il diplomatico, insomma diventa una personalità importante, e rimane lì, non torna più a Venezia, ma diventa ricco, ha un palazzo a Pont-Dichéry. E questo però, questa parte dell'Indiana non è oggetto di questo libro, ma intanto se ne è parlato moltissimo in altri lavori documentatissimi e molto ben fatti del nostro Gianni, ma poi se ne parlerà, si spera, in un altro libro che farà seguito a questo e che ci attendiamo, tutti se lo attendono, anche l'autore dell'articolo di cui è stato già parlato oggi, che è un elogio veramente molto ben fatto dell'opera di Gianni. Quindi questo è il romanzo base. Poi c'è il romanzo numero 2, che è quello creato dall'impresa veramente coraggiosa e intelligente del nostro Gianni, il quale cos'è? In Iran. È lui. E lei? E anche lei. La fotografa Angelica Kaufmann. Vale la pena di ricordare, perché lui parla di sé sempre con humor, con grazia, con eleganza, e dice, tra l'altro dà le notizie della sua biografia che sono molto istruttive, perché a 8 anni era a Costantinopoli, a 11 in India, a 18 in Cina, a 21 in Siria, a 26 in Iran. Quindi uno che si era formato veramente una preparazione anche materiale in questi viaggi formidabili. E poi tutti gli studi che non ricordo, ma che si ricavano dal libro, alcuni dei quali ho avuto anche il privilegio di leggere addirittura in anteprima. Quindi insomma è una persona che questo viaggio ha saputo organizzare e pensare con grande intelligenza. E nel suo racconto alcune delle osservazioni che fa riguardano la corrispondenza tra quello che lui vede e ciò che sa di Manuzzi. Quindi, in un certo modo, lui si sforza di trovare questi riscontri, anche perché vuole smentire l'ipotesi fatta da alcuni studiosi che Manuzzi si fosse inventato questo viaggio. Invece no, tutto è vero, tutto è rivissuto da Gianni. Ma poi vi sono altre osservazioni che sono invece ispirate alla bellezza dei luoghi, alla storia, alla ricchezza di memorie, delle cose che lui vede. Quindi e poi c'è il racconto quotidiano delle avventure che lui attraversa, che sono molto divertenti e sono sempre trattate appunto con garbo, senza drammatizzare mai nulla. Non c'è mai un momento in cui lui si disperi, anche se ci sono dei momenti un po' angosciosi. E una cosa però fondamentale è che lui, preparandosi a questo viaggio che vuol fare quando ha 27 anni ormai, vuole trovare un compagno, un accompagnatore, una persona che sia con lui, e fa una specie di annuncio, un annuncio proprio scritto,
E risponde Angelica Kaufmann, che ha un'importanza centrale in questo racconto, perché parte con lui ed è la sua assistente, aiutante, qualche volta prende lei il comando quando lui si scoraggia un po', ed è comandante proprio, fotografa e comandante. Circostanze appunto in cui lui non ne può più, e invece lei no, insiste. C'è un momento per esempio in cui poi lo ripercorreremo un po' la strada da lui fatta, ma c'è un caldo terribile, non stanno bene, e arriva un messaggio dalla madre di Gianni che gli dice: ma perché non andate invece a Bodrum e prendete un caicco e fate un bel giro? E lui no, e lei è stata proprio lei che dice: ma una cosa, che idea orribile, niente caicco, dobbiamo andare avanti, e così va bene. Vacci tu, ha detto. Col cavolo che ci vado io, vacci tu. Vacci tu del caicco. E nel libro è così proprio. E un'altra volta, sì, ma per un'altra volta per esempio prende lei la guida della macchina quando devono scendere dalle montagne per andare a Trebisonda, a Trabzon. Sono delle strade difficilissime, paurose, e lei prende il comando nella nebbia, e lui non aveva tanta voglia, ma invece lei va e vanno. Insomma, quindi è stata una presenza non solo fotografica, ma veramente merita. I veneziani alla guida, meglio lasciare stare. Ecco, e poi dunque sì, Gianni racconta di sé sempre con un senso di leggera allegria, di humor, però pensa sempre a Manuzzi, identifica i luoghi, eccetera. E in questo viaggio poi succedono un sacco di cose, ma anche piacevoli. Per esempio ci sono larghi trattazioni ampie dedicate ai cibi, vari tipi di cibi, talvolta però nocivi, perché spesso stanno malissimo, e allora però dopo si riprendono. Ci sono cibi, ci sono malattie che però anche quelle vengono superate, incontri sono molto divertenti, di ogni genere, di ogni tipo, ma qualche volta pericolosi, perché a un certo punto Gianni vuole essere diplomatico, si parla di Atatürk, il grande inventore della moderna Turchia, e dice: quello è stato un grand'uomo. L'autista si arrabbia terribilmente, diventa tutto cupo in volto, ferma la macchina perché evidentemente detestava il personaggio. Allora lui cerca di salvarsi, si mette a parlare di antichi episodi di Maometto II, insomma praticamente quell'altro dice: vedo che sai, allora si salva un po'. Insomma, tutte queste cose a viverle probabilmente non erano tanto piacevoli, ma a raccontarle con questo stile diventano piacevoli per tutti. Una cosa che invece è sempre seria, purtroppo, è la situazione internazionale e anche quella interna alla Turchia per la disperata resistenza dei curdi, e con quelli non si scherza, perché lui vede i profughi siriani che passano, sente vede gli aerei che rombano e vanno verso le zone dei curdi da bombardare. Insomma, quella è una parte triste che anche influenza un po' il viaggio, perché prima arrivano a Smirne e lui spesso fa questo, racconta l'arrivo, le curiosità, cioè, ma poi fa come un excursus ricordando episodi importanti della storia del luogo. E qui c'è il racconto drammatico dell'incendio del 1922, appiccato probabilmente dai turchi, in cui la città viene distrutta, e infatti qui non si trovano riscontri e racconti di Manuzzi. Poi vanno da Smirne a Bursa, dove Bellomo era stato derubato, e lui sale nei dintorni sulla tomba di Mida,
una magnifica, grandiosa tomba alta 30 metri, e qui c'è un episodio anche divertente in cui lui vorrebbe visitarla da solo, chiede se può andare e chiede se non ci sono cani. Dico, no, nessun cane. Invece quando è su sente un latrare terribile e c'era un cagnaccio che lo insegue, e allora lui si precipita, corre giù con lui velocissimo, si fa male ma si salva. E quindi anche questo poteva essere una cosa drammatica, ma raccontata così ha fatto sorridere. Comunque a Bursa c'è una magnifica moschea, questa moschea vale la pena di dire la brevissima storia, che è una moschea con 20 cupole, perché Murad, minacciato dalla riscossa cristiana a Nicopoli, fa un voto di erigere 20 moschee. Allora un saggio consigliere gli dice no, facciamo una moschea con 20 cupole, e così si salva, però insomma, era sempre una moschea rispettabile. Poi vanno ad Ankara e da lì va a vedere le rovine degli Ittiti, di Hattusas, molto bello, e poi qui arrivano le notizie terribili, perché il mondo curdo è in guerra, che non si può più passare, che è pericolosissimo, e allora fa una deviazione e si discosta per un po' dall'itinerario di Manuzzi e fa un'altra strada, va verso Trebisonda, e lì appunto c'è quella discesa della nebbia pericolosissima, ma che finisce bene. Poi va a vedere un capo che non sapevo, che porta il nome di Jason, di Giasone o Giasone, l'eroe antico. Poi vede Ordu, antica capitale delle Amazzoni, giunge a Trebisonda, poi da lì attraverso la Georgia giunge all'Armenia. E qui vorrei, c'è tutte le vicende divertenti delle dogane, con difficoltà enormi, pratiche per passare i confini, ma tutte vengono superate con intelligenza e col sorriso. Poi arriva in Iran, vede una zona dove c'era l'antica Iulfa, e qui c'è un'altra interessante descrizione, cioè non più che descrizione, un excursus storico un po' straziante, perché racconta che nel 1605 lo Shah Abbas I ordina a tutti gli armeni di Iulfa di trasferirsi immediatamente a Isfahan. Hanno 3 giorni, poi ce ne vedono un po' di più, ma 3 giorni per lasciare la città. Perché? Perché vuole creare una nuova magnifica capitale a Isfahan, e vuole che vadano lì gli armeni, che sono bravi a commerciare, sapranno bene valorizzare il luogo, ma con una durezza incredibile. Tutti vengono trasferiti, e Gianni racconta molto bene tutte le terribili esperienze di questi poveri diavoli, e però la città viene distrutta completamente, rimangono solo le tombe bellissime decorate del cimitero armeno. Recentemente gli azeri invadono il luogo e le distruggono, quindi questo è veramente una tristissima storia. E qui un altro episodio importante relativo a Manuzzi. In questa zona Manuzzi aveva visto un'eclisse, e sicuramente era avvenuta, insomma, c'è una fonte armena. Si dimostra che non era un'invenzione. Poi va avanti, ogni pagina, ogni luogo meriterebbe di soffermarsi, ma sono troppi posti, non ce la facciamo a vederli tutti. Comunque va da Tabriz, che non è piaciuto tanto a Manuzzi, però è bello. Poi c'è Ardabil, dove c'è un magnifico santuario, e poi va a vedere una cosa che mi sembra impressionante, i monti Elburz, dove c'era questo curioso, strano personaggio, come si chiamava? Hassan.
San Sabah, il vecchio a della San montagna. Sabah, Sì, a sì. San Sabah, Sì, sì. che ha fondato questa setta degli Ismailiti, e lui aveva adottato come tecnica quello dell'assassinio dei nemici, cioè mandava dei suoi fedeli a ammazzare questo e quello. Oggi fa meno effetto, devo dire, perché il terrorismo è un po' così. Siamo abituati. Però è una cosa che ha impressionato immensamente nei secoli, perché non si sapeva come mai questa gente obbediva a queste disposizioni terribili di Hassan Sabbah e ammazzava ora un sovrano crociato, ora un rivale islamico. Si è pensato, e probabilmente era vero, che erano drogati con l'hashish, onde assassini. Mi pare che Gianni è un po' scettico però sicuramente dovevano avere un po' di aiuto nella droga, perché per fare ste robe, insomma. E anche adesso del resto i terroristi di droga la prendono. Comunque questa descrizione è molto efficace, molto bella, perché queste sono delle montagne inaccessibili, c'è una fortezza incredibilmente lontana da tutto, e lì stava questo personaggio strano, questo Hassan Sabbah, e Marco Polo racconta che avesse creato intorno dei giardini meravigliosi in cui i giovani da lui scelti trovavano ogni delizia, e poi dopo li portava fuori e diceva: se vuoi tornare lì devi ammazzare Tizio o Caio, e lui andava subito a ammazzare e poi addio. Dopodiché questo, a un certo punto, questo è il viaggio numero 1 che finisce, tornano a Venezia, ma non sono ancora tolli, non sono sazi, tornano ancora un'altra volta in Persia, e qui sono ancora bellissime descrizioni, ma non voglio annoiarvi oltre, ma forse la cosa più commovente è quella quando vedono a Natanz le foto dei migliaia di giovani morti nella guerra tra Iran e Iraq, una guerra proprio stupida, inutile, assurda, in cui si sono consumati 1 milione di persone. E poi invece c'è Isfahan, bellissima, dove c'è anche una piazza di Maidan che è 7 volte più grande di piazza San Marco, ce ne vuole. E insomma è pieno di cose stupende, dopodiché vedono tutto e ripartono vanno verso il Mar Rosso, e finalmente per un po' lasciano la Persia, perché conoscendoli ci torneranno. Speriamo. Grazie quindi di questo bel libro. Grazie Marino, grazie mille. Marino è un maestro e sono veramente contento che sia potuto venire qui. Sono contentissimo che siate qui tutti quanti voi, così numerosi. Grazie, e grazie a Marco per l'organizzazione, alla libreria Studium, grazie ad Angelica che è venuta da Milano. Io sono Gianni Dubini Venier, ho 35 anni, alcuni di voi mi conoscono già perché ero già venuto all'Ateneo Veneto durante una conferenza sulla salute anni fa, e questo è il mio primo libro, è un incrocio tra un reportage e un libro di storia, un libro di viaggi, come ha detto perfettamente Marino con grande... Potrei andare a sedermi là così vedo. Perché? Ah, vuoi vedere? Ah sì, prego. Non è che abbandono Non abbandoni la nave, no? Quindi siamo stati con Angelica, che è la fotografa della spedizione, ha scattato gran parte delle foto per 5.000 chilometri via terra sulle tracce di questo Nicola Manucci, del quale Marino ha spiegato molto bene chi era, e da Venezia fino a Ormuz, allo stretto di Ormuz, che qualcuno di voi magari lo conosce per la storia degli Ormesini, no? La fondamenta degli Ormesini, si dice che questi tessuti che provenivano da Ormuz, che è nel Golfo Persico, ed è uno degli approdi più importanti nella storia globale, perché da lì andavano e venivano tutte le navi
che rifornivano poi di spezie, di seta a Venezia e andavano e venivano dall'India. Era una delle porte d'ingresso principali per andare in India. Infatti Manucci e questo pazzo totale di nome Lord Belmont, questo visconte che era convinto di trovare degli aiuti per Carlo II d'Inghilterra, da Hormuz veleggeranno fino a Surat, che era la vera porta dell'India, dove nel 600 era una città molto cosmopolita, c'erano gli olandesi, c'erano gli inglesi, soprattutto gli olandesi, perché la VOC, che abbiamo anche un amico olandese qui in sala, che però non lo vedo adesso, eccolo, Indische Compagnia delle Indie Orientali, però detta malissimo, e insomma Surat, a un certo punto Manucci nel suo diario di viaggio dice Surat mi ricordava la mia Venezia, perché era così piena di navi, di vele, di canali, no? Quindi dopo essere quasi morto nei deserti dell'Iran, arriva a Surat. Io, come ha spiegato Marino, ho seguito con Angelica, ho seguito per la prima volta Manucci da Venezia a Hormuz. Marco prima ha detto che questo è un libro in cui non era mai stato scritto niente su Manucci, però è stato molto gentile e io lo ringrazio, però volevo dire che in realtà ci sono diversi studi su Niccolò Manucci, soprattutto in India. Studi, alcuni magari di qualche anno fa, c'è stato anche uno studio recente su Niccolò Manucci in India, nelle corti Moghul. Io ho fatto una tesi di dottorato sull'argomento e ho pubblicato delle cose anche in inglese, però nessuno aveva mai preso in considerazione c'è stata una trascrizione recente del manoscritto di Manucci pubblicata da Piero Falchetta, che è qui in aula, lo vedo, ti vedo. Però lui ha trascritto, infatti ne siamo tutti grati perché il manoscritto si stava consumando e quindi grazie a lui possiamo leggerlo trascritto, però nessuno aveva nessuno aveva ripercorso le tracce di Manucci ad Hormuz, perché ovviamente le persone hanno un certo cervello e quindi non fanno cose così strane. Però io ho molto a cuore una frase di un amico di mio padre che si chiama Paolo Crepè, che è un grande psicanalista, che dice se non hai un sogno a 30 anni vuol dire che hai una malattia gravissima. Allora mi ha molto colpito, quindi io ne avevo 27 all'epoca quando ho deciso di partire con Angelica sulle tracce di Manucci, perché Manucci era secondo me era la storia in assoluto più incredibile di un viaggiatore veneziano. Cioè Manucci ha dei punti in comune con Marco Polo e Casanova, nel senso che con Marco Polo, Manucci era stato in India, Marco Polo in Cina, però anche Manucci quando diventa qualcuno alle corti dei Moghul e inizia a vestirsi, lo vediamo qua, no, all'indiana, inizia a farsi notare negli ambienti diplomatici. Quindi come Marco Polo, che era stato diplomatico col Kublai Khan, Manucci era stato diplomatico anche per alcune potenze inglesi, faceva un po' da mediatore tra i Moghul e gli inglesi. Quindi ha qualcosa in comune con Marco Polo, ma ha anche qualcosa in comune con Casanova, perché racconta nelle sue memorie dei racconti un po' piccanti sugli harem, no? Sulle principesse Moghul, storie un po' osè, e quindi ha anche questo aspetto. Secondo me è una sintesi perfetta tra i due. Quando però racconta la sua partenza da Venezia, e qui se non vi dispiace vi leggo proprio una cosetta che ho scritto. All'inizio delle sue memorie Niccolò ricordava la rocambolesca partenza da Venezia quando era solo un ragazzo. È uno degli incipit più straordinari della letteratura di viaggio di tutti i tempi. Essendo io di poca età e desiderando grandemente di vedere il mondo, poiché i miei genitori non me lo volevano concedere, mi risolsi di partire in qualunque modo che fosse. Perciò, sapendo che stava per far vela una tartana, benché non sapessi in qual parte fosse diretta, fattomi animo, vi entrai. Questa è la tartana, è una tartana nel 600, un disegno di una tartana. Avevo letto queste parole e l'incantesimo era iniziato.
Da quel momento mi sarei trovato immerso in un'indagine in continua espansione, una traversata in un labirinto di manoscritti, mappe, ritratti orientali ed esplorazioni. La domanda «Chi era Niccolò Manucci?» diede inizio a questo viaggio tra gli itinerari perduti dell'Asia. Era il punto di partenza, non avevo la minima idea di quale sarebbe stato il punto di arrivo. Avevo un'idea geografica di quale sarebbe stato il punto di arrivo, perché era Hormuz, e arrivare in India da Hormuz sapevo che sarebbe stato impossibile, perché almeno che sali su un cargo, ma è molto difficile, non fanno salire i passeggeri. E allora, dopo aver visto il ritratto di Manucci alla Sala dello Scudo, che è la sala fatta restaurare da Marco Foscarini e da Griselini a Palazzo Ducale, in cui ci sono tutti i viaggiatori veneziani, i grandi viaggiatori veneziani del passato, perché Manucci è un grande viaggiatore veneziano del passato, nessuno lo ha badato, non dico fino ad ora, però fin da recente o comunque nel Novecento, insomma, però deve assolutamente entrare, secondo me, tra Marco Polo e Casanova. Quindi quando ho visto questo suo ritratto ho detto, caspita, adesso questo è interessante, andiamo a vedere alla Marciana, andiamo a vedere i manoscritti, leggiamo tutto quello che c'è da leggere sull'argomento, facciamoci una tesi di dottorato e poi chiamiamo Angelica nell'estate, nel maggio, perché d'estate siamo partiti nel maggio del 2015 e le dico, allora vorresti venire, ho questa idea, voglio fare questa spedizione sulle tracce di Manucci, vuoi venire con me? Ho bisogno di qualcuno perché da solo finisco sicuramente male, ho bisogno, ecco qui, questi sono 5.000 chilometri fa e 10 milioni di capelli fa anche, e questa è Angelica a una stazione degli autobus di Ardabil che si accende una sigaretta in Iran col velo, perché il velo è obbligatorio in Iran. Si potrebbe parlare per una conferenza intera dell'Iran di oggi, che è drammatico. Conosciamo delle persone lì che le abbiamo anche appena sentite, è molto triste. E io voglio esprimere la mia vicinanza al desiderio di libertà degli iraniani. Grazie. Conosciamo persone che sono anche morte, purtroppo, ammazzate. Dunque, ecco, questo mi ha fatto un po' emozionare. Stavo dicendo del viaggio. Magari vorrei far parlare adesso Angelica. Abbiamo riflettuto un po' su cosa avessimo potuto dire, non per deviare dall'argomento, ma perché siccome è qualcosa che si sta verificando in questi giorni, noi ci teniamo tantissimo e siamo sicuri di trovare la vostra empatia, come ha appena detto Gianni, nel riconoscere che quello che sta succedendo finalmente attira l'attenzione che dovrebbe attirare, e malgrado il popolo iraniano sia di gran lunga il popolo più accogliente e amichevole che io personalmente almeno abbia mai incontrato, l'oppressione di cui è vittima è completamente anacronistica. E a noi è stato chiesto personalmente di farci portavoce di alcuni amici che hanno subito dei lutti, e riteniamo anche, almeno io personalmente in quanto membro di una famiglia di un'etnia minoritaria che nella seconda guerra mondiale è stata perseguitata, che non posso esimermi in alcun modo da chiedere a chiunque incontro di mostrare solidarietà quando si manifesta oppressione senza motivo. Detto questo, siamo qui anche per cercare di arricchire con le immagini quello che è stato il racconto a cui Gianni ha dedicato così tanto tempo alla scrittura, e quello che abbiamo cercato di fare è cercare di ritrovare quello che poteva essere stato il punto di vista di Manucci, cosa che veramente è tanto difficile per almeno due motivi. Il primo è che bisognava mettersi nella testa di un ragazzino, perché a differenza per esempio di altri viaggiatori che raccontano della loro vita da adulti, lui racconta il suo viaggio, la sua crescita, la sua vita, il passare dall'essere un bambino all'essere un adulto, almeno il primo dei due libri, no? Che è quello su cui poi si concentra questo libro. E quindi, a differenza di altri resoconti di viaggio, c'è proprio, è molto coinvolgente il modo in cui vengono descritti i luoghi, a volte anche in modo magari un po' ingenuo, però comunque informato, perché la penna è quella di un adulto. E quello che abbiamo cercato di fare è stato, di sicuro,
cercare di quantomeno di riprodurre quei luoghi che venivano descritti nel libro. Però ovviamente, siccome il libro parla anche di che cosa significa oggi cercare di fare un viaggio che ripercorre lo stesso itinerario, che come è già stato detto è stato impossibile perché le barriere e i confini sono diversi adesso, cercare di mescolare quelle che potevano essere immagini un pochino più classiche dei luoghi con qualcosa di un po' più personale, sempre nel rispetto dell'identità delle persone che abbiamo incontrato, per esempio. Gianni anche è un bravissimo fotografo, però ha voluto scegliere quasi solo fotografie. No, è vero, questo va detto secondo Grazie, me. Ma Mi ha fatto molto piacere che sia stato menzionato l'episodio della nebbia Nixar, perché è buffo. Noi ci siamo fermati su questa collina che sembrava la Toscana, dicevo, oh, che bello, facciamo una foto. Dopo 5 minuti è cominciato a diluviare tuoni, lì non c'è un'esagerazione, è stato estremamente pericoloso. E quindi da questo scenario un po' idilliaco, arabeggiante, siamo passati a una situazione veramente, veramente grottesca e pericolosa. Sono spuntati fuori 2 cani molossi a un certo punto, sì, chi conosce in mezzo la alla Turchia, strada, nella nebbia, questi cani con i collari a spuncioni, come posso chiamare, tipo punk un po'. Tipo. Chi conosce la Turchia sa che è piena mordevano di le cani ruote, randagi molto enormi. Mordevano le ruote. No, sì, è pericoloso. Ci sono tanti cani randagi molto grossi. Dici, cosa vuoi dire? No, Pizzati parla di cinofobia mia, ma io ho un cane, mi trovo benissimo con i cani, però con i cani turchi, anche perché avevo visto che sono cani da pastore enormi, sono spavento. Ho visto una foto di un ciclista austriaco, mi ha fatto vedere una foto della gamba del suo collega, come era messa dopo un incontro con un cane pastore turco, dunque ho cominciato ad avere un po' di ansia, scusa se ti ho interrotto. No, ma è vero quello che dice, sono quasi delle figure mitologiche i cosiddetti kangal, sono dei cani da pastore enormi, sembrano degli orsi, e quindi quando li vedi randagi per i campi, questo per esempio è quello che era successo, che ha riportato Vanino quando Gianni è caduto dalla collina mentre visitava la tomba di Remida, inseguito dai cani. Mentre prima tutto il paesaggio sembrava idilliaco, quindi fa ridere presentare queste foto che magari sono appunto piuttosto tradizionali o comunque classiche, e di solito 5 minuti prima, 5 minuti dopo era successo qualcosa di imbarazzante o grottesco, e questo si evince dalla lettura del libro, che dici ma com'è possibile? Diciamo che quello che abbiamo cercato anche di comunicare con le immagini era la strada, perché al di là delle descrizioni delle meraviglie culturali, volevamo cercare di comunicare questo senso di vastità. Questo senso di vastità che quando sai che mancano 4.000 km, 3.000 km, dove non passano mai, e che per fortuna non l'abbiamo fatto in carovana, ma con i mezzi di cui disponiamo, perché va bene tenersi all'itinerario, ma con i giusti mezzi. Come quando lui a un certo punto mi diceva, ma forse dovremmo andare a cavallo. Dicevo, ma io ti assicuro che se Manucci fosse vivo adesso non andrebbe a cavallo, userebbe la cosa più veloce. Questa è una battuta. Noi appunto abbiamo dovuto deviare un po' dall'itinerario, proprio perché il confine con l'Armenia, tra la Turchia e l'Armenia, è chiuso, e abbiamo scelto di non passare dalla Turchia all'Iran, come avremmo potuto fare, perché purtroppo in quei giorni c'erano degli attentati al confine di Dogu-Bayazet. E quindi abbiamo deciso di passare dal Mar Nero, da cui la decisione di passare da Niksar, poi da Ordu, così, dalla Georgia, per il motivo per il quale siamo passati da Tbilisi, che è una bellissima città che io non conoscevo per niente, con una storia bellissima, e poi per poi ricongiungerci con l'itinerario e ritornare a quelli che potevano essere quegli scenari più classici, no? Ancora identici, sì, in effetti a quello che poteva essere visto. Potrei, scusa se ti interrompo, ma ai fini della tua stessa narrazione, Manucci racconta di quando vede l'Ararat per la prima volta, che è questa montagna celebre, che poi è stato molto fortunato, perché anche noi siamo stati molto fortunati, perché ad agosto l'Ararat è sempre non lo vedi perché c'è la foschia,
perché c'ha la vetta incappucciata di neve, però c'è la foschia. E c'è questo aneddoto bellissimo che mi ha trovato un amico armeno dal russo, traducendo, che lo zar Nicola I è stato mesi a Yerevan volendo vedere l'Ararat, e c'era sempre sta nebbia, non l'ha mai visto, e noi e Manucci siamo stati molto più fortunati. Vi è una grande montagna chiamata Ararat dove dicono si sia fermata l'arca di Noè, scrive Manucci. La montagna si vede sempre con la cima piena di neve e di ghiaccio e quando batte il sole risplende molto. Ai piedi della montagna vi sono molte fonti d'acqua freschissima. Quindi qui abbiamo, no, un riscontro proprio pari pari di quello che aveva visto lui, no? È uguale, identico, non cambia niente. Quel monastero è un monastero medievale. Manucci è 369 anni fa, perché sono passati, tra l'altro è partito da Venezia a novembre, quindi siamo perfetti. E, ecco, quindi questo per dire. Se posso aggiungere una cosa, se Angelica non mi odia, dall'altra parte dell'Ararat, in territorio turco, il 4 agosto 2015, mentre noi eravamo in viaggio, c'è stato un attentato del PKK, che è il Partito dei Lavoratori Curdi, un'organizzazione che l'Europa e gli Stati Uniti definiscono terroristica, per non parlare di Erdogan, con i quali sono in guerra praticamente da 40 anni, da 50 anni, qualcosa del genere. Il 4 agosto 2015 c'è stata una bomba contro una stazione dell'esercito a Doğubeyazıt, che magari qualcuno di voi c'è stato, è esattamente dall'altra parte dell'Ararat, in territorio turco, perché il confine è blindato, perché i turchi non hanno mai riconosciuto il genocidio degli armeni e di conseguenza è il confine più militarizzato della terra, è una cosa mostruosa, carri armati, cavalli di Frisia, una cosa incredibile. Quel maledetto attentato che ha causato 30 morti tra i militari e diversi feriti ha provocato intanto un'atmosfera incandescente in quei giorni in Turchia, perché poi ce ne sono stati tanti altri, cioè ogni giorno praticamente c'era un attentato, noi volevamo andare via il prima possibile dalla Turchia, e ha provocato questo fatto assurdo, cioè la frontiera tra Turchia e Iran, che noi dovevamo attraversare via terra, è stata chiusa. Quindi ci siamo ritrovati a Tokat, la zona curda era da evitare. Io con un signore turco in autobus, c'è anche nel libro, gli avevo raccontato, mi fa: ma dove andate? In Cappadocia? Andate a Istanbul? Fa, no, dobbiamo andare a Doğubeyazıt, nelle zone kurde. Ma siete pazzi, non dovete andarci. E io sapevo però che insomma si evitava molto, perché l'epicentro era la Siria, quindi tutto il confine con l'ISIS, c'erano attentati dell'ISIS, era pericoloso, però noi ce ne siamo accorti che era pericoloso quando eravamo già là, perché il 27 luglio apro il giornale in aereo e vedo Erdogan riapre la guerra contro il PKK, quindi perfetto. Comunque ecco, quindi questo attentato, al di là dell'Ararat, ha provocato la chiusura della frontiera. Abbiamo dovuto fare tutto il giro attraverso la Georgia, l'Armenia, per poi ricollegarci all'itinerario di Manucci solamente a Yerevan, che lui era stato, quindi abbiamo fatto tutta una deviazione che non era inclusa nei piani e abbiamo dovuto ripianificare tutto il viaggio. Ecco. Beh, è stata un'opportunità per fare delle scoperte che magari diversamente non avremmo fatto, quindi è stato solo un bene in realtà, almeno per noi. Un'altra cosa che potremmo dire è che appunto ci siamo concentrati tanto sui paesaggi, perché ovviamente va da sé che l'edilizia è molto cambiata e quindi, a parte i luoghi storici, abbiamo cercato di, poi in particolare Gianni per esempio è ossessionato dai fiumi e quindi ci ha tenuto tantissimo a passare ore e ore a cercare di rendere un'immagine del fiume Arasse, che divide, no, è anche un confine naturale tra la Turchia e l'Iran, prima di andare in Iran, e viene anche descritto da Manucci e quindi era importante riprodurlo. Poi Iran. In Iran, quello che è stato Iran, bello in Iran, anzi, con la A,
quello che è stato più bello probabilmente è stato, come appena abbiamo detto prima, confrontarci con la generosità delle persone, che un'ospitalità che anche Manucci racconta e che noi abbiamo cercato di comunicare diversamente. In particolare penso che sia stato molto importante il fatto di aver avuto accesso a certe cerimonie, a certe pratiche dove solitamente non è accettato, non fa piacere che vengano fatte fotografie, che vengano fatte riprese, soprattutto da una donna. Però stranamente credo il fatto di essere straniero crei una sorta di zona grigia per cui non gli importava più di tanto se io facevo fotografie alle persone o le attività. Poco, non era molto problematico. E abbiamo avuto per esempio la possibilità, ci è stato detto dopo, molto rara, di vedere gli allenamenti di questa pratica tradizionale molto antica di box alla fine, che si pratica con queste grandissime mazze di legno, che sembra una cosa facile ma sono pesantissime, e diventa poi una danza, quindi una cosa quasi mistica, assomiglia non perché è legata, ma assomiglia un po' nel modo alle danze sufi, se uno la vede dal vivo. E queste persone sono state molto gentili, accompagnate dalla musica, e sono state molto gentili a permetterci di fare una documentazione di questa pratica che è molto poco documentata, almeno ho trovato molto poco in seguito, quindi ho sentito un grande privilegio nell'avere questa opportunità. Siamo stati poi a Kazvin, che era una città molto importante all'epoca di Manucci, dove c'è ancora l'edificio, questo padiglione safavide che viene descritto. Posso? Prego. In questo luogo è avvenuto il primo incontro tra Manucci e Lord Belmont, cioè loro due assieme, più la corte di Persia. Allora io ho fatto una ricerca di 6 anni praticamente su questo libro, sui documenti, su tutte le fonti, eccetera, eccetera. E ho scoperto che gli inviati inglesi dell'epoca in Persia, e ce n'erano diversi, io ho chiamato il cappello europei col cappello in mano, perché erano proprio, non li volevano, nel senso, gli inglesi provenivano da un paese nella guerra civile, il loro re era stato decapitato, Carlo I, Carlo II era stato sconfitto da Cromwell durante la guerra civile. Agli occhi della maestà persiana, della dinastia safavide, che era all'epoca tra le più potenti del mondo, perché l'Europa era la periferia al mondo, la grande ricchezza del mondo veniva dalla Cina Ming e dall'India Moghul, e questa ricchezza passava attraverso la Persia. La via della seta era stata decentrata a Isfahan. Isfahan veniva chiamata nel 600 la metà del mondo. Marco, sto parlando troppo oppure posso continuare? Sì. Adesso vado un po' nel clou storico, diciamo, del progetto. Isfahan era stata soprannominata la metà del mondo, Nisfi Jahan. Shah Abbas I aveva creato negli inizi del 600 un restauro architettonico che neanche la Firenze dei Medici praticamente, aveva chiamato i migliori architetti, i migliori calligrafi, i migliori artisti, progettisti, urbanisti del mondo islamico, e li aveva fatti arrivare tutti ad Isfahan. Con Shah Abbas II, che è il nipote di Shah Abbas I, c'è stato un grande revival. Questo ponte, il Pole Caju, è stato ricostruito, ponte visto da Manucci e via dicendo. Però per ritornare al discorso degli inglesi, quindi gli olandesi venivano grandi riverenze perché la compagnia inglese faceva un sacco di soldi. Per avere concessioni diplomatiche con i persiani bisognava pagare, bisognava mandare grandissimi doni di grande prestigio, e doni di grande prestigio non voleva dire che potessero andare bene. Poi i trattati commerciali, firman venivano chiamati in persiano, concessioni commerciali alle compagnie delle Indie private. Gli inglesi venivano trattati praticamente a pesce in faccia, non avevano abbastanza soldi, e Belmont si presenta alla corte di Persia al primo arrivo con una spada, un elmo, un vaso, tipo, abituati questi ad avere tipo cammelli con forzieri di pietre preziose,
manoscritti miniati. Di conseguenza va tutto malissimo, fin dal primo incontro. E ho citato un proverbio del grande antropologo Marcel Mauss, Saggio sul dono, uno dei classici dell'antropologia di tutti i tempi, che è un proverbio maori, non c'entra niente qui dall'altra parte del mondo, però si applica benissimo anche alla Persia safavide, in questo caso, che dice: dai quanto ricevi, tutto andrà bene. E invece va tutto male, perché è stata rotta la comprensione culturale, c'è un problema antropologico e un errore di etichetta, l'inglese che arriva a mani vuote. È successo anche a un altro ambasciatore inglese, e questo prova che non sto dicendo una fandonia, ma che è un caso che si ripete. È successo anche a Sir Thomas Roe, abbastanza tempo prima, 20 anni prima, che si presenta da Jahangir, l'imperatore Moghul, con poco o niente, e questo gli dice: ma non ti vergogni, ma mi dai queste cose qua, i vostri velieri vanno da tutte le parti, e poi tu mi chiedi anche perché ti sto accogliendo male, ma vergognati. E questa è prima del colonialismo, questo è quando gli inglesi si affacciavano in India, in Oriente, cercando di tirarsi fuori dalla miseria di base, cercando di avere degli accordi commerciali. C'è una frase dell'imperatore Shah Jahan, siamo nell'epoca di Manucci, il Taj Mahal, no? Quindi Shah Jahan, sotto Shah Jahan è stato costruito il Taj Mahal in India. C'è una frase attribuita a Shah Jahan che dice: ma gli europei non sarebbero neanche così male se per il fatto che siano infedeli, che mangiano kafir, usa il termine, kafir vuol dire infedele in persiano, mangiano carne di maiale e non sanno bene come pulirsi le parti dietro intime del corpo. Quindi questa è la considerazione che i Moghul e i Safavidi avevano degli europei. Di conseguenza il viaggio di Manucci con Belmont, che io ho studiato proprio a fondo, cercando di provare che poi era tutto vero, perché ci sono fonti che anche in francese, per esempio, nella stessa epoca di Manucci, descrivono questo mercante armeno, che si chiama Celebi, che lui stesso descrive, quindi abbiamo un riscontro dello stesso anno di un personaggio incontrato da Manucci che viene incontrato da un altro. Quindi c'è un'eclisse del 1654 che era stata messa in dubbio, ma una fonte armena, che poi dobbiamo usare le fonti degli altri paesi perché dobbiamo usare solo le fonti europee, molte sono tradotte, questa fonte armena di Vardapet Arakel di Tabriz registra l'eclissi vista da Manucci nell'agosto del 1654, quindi abbiamo un'altra prova del fatto che il viaggio sia esistito veramente, quindi che non sia tutto inventato, no? Perché anche Marco Polo l'avevano messo in dubbio, ma in realtà bisogna, secondo me, prima puntare sulla loro buona fede, diciamo, e poi casomai vedere, insomma, prima di confutarle. Non so se potrei leggervi un brano, forse, se vi fa piacere. Marco, allora vorrei leggere un brano su Isfahan, magari. Quanto tempo abbiamo ancora? Abbiamo detto più le 6:30. Sì, quindi sono le 6, ok. Allora, dentro la metà del mondo. Non ho mai visto in nessun luogo dove si parli persiano una città così splendida, grande e prospera come Isfahan. Nasir Khusrau, poeta e viaggiatore persiano dell'XI secolo. La città di Abbas, Isfahan, 23 dicembre 2015. Questo è il climax, o è l'inglese climax del nostro viaggio, il luogo più incredibile. Quando si arriva da Isfahan, provenendo dalla lunga strada che costeggia i monti Zagros, ci si rende immediatamente conto di come la città sia leggermente incuneata nella vallata del suo fiume, lo Zayan Derud. Il fiume, che nasce negli Zagros, ha la particolare caratteristica di non sfociare mai in un mare, prosciugandosi nella palude salata di Gavkhane, poco più a est dell'oasi di Isfahan. Superate 2 irte montagne, guardando fuori dal finestrino, cominciai a notare le file dei cipressi, uno dei simboli distintivi dell'Iran.
Riconobbi le prime pittoresche torri dei Piccioni che si possono vedere anche nelle vedute del 6-700. Subito dopo, alte cupole luccicanti color smeraldo apparirono in una visione fugace. L'ennesimo viale alberato le aveva nascoste. Arrivammo in città durante uno struggente tramonto invernale, dove le sfumature violacee della piana desertica contrastavano con il rosso arancio e il blu lapislazzuli delle creste rocciose circostanti. Il detto persiano "Isfahan è la metà del mondo" deriva da una frase pronunciata nel 600 dal religioso Salih Kazvini. L'epitome del mondo è la Persia, l'epitome della Persia è Isfahan, l'epitome di Isfahan è Caesarea, il portale d'ingresso del celebre bazar, ed è qui che mi trovo. Ci preparavamo a trascorrervi il Natale. Negli anni 30 l'esteta viaggiatore inglese Robert Byron, in un passaggio celebre del suo libro La via per l'Oxiana, avrebbe definito Isfahan uno di quei luoghi che, come Atene e Roma, costituiscono una fonte di delizia per tutta l'umanità. Riferendosi al prodigioso interno della moschea di Sheikh Lutfullah, dove io ero, scrisse: "Non ho mai visto prima d'ora uno splendore di questo genere. Versailles, oppure il gabinetto di porcellana di Schönbrunn, il palazzo ducale, San Pietro, tutti sono fastosi, ma nessuno è altrettanto fastoso. Nella moschea di Sheikh Lutfullah si tratta di una fastosità unicamente di luce e superficie, di disegno e colore. In quell'interno strabiliante, fatto di colonnette tortili, finissime piastrelle e abbaglianti riflessi dorati della cupola, guardando in alto, li vidi creare tutti assieme un miraggio composito di cerchi concentrici, un'allegoria del paradiso. Quel luogo non poteva essere stato visto da Manucci, in quanto moschea a uso esclusivo della famiglia reale. A parte la moschea di Lutfullah, Niccolò visitò e descrisse Isfahan in dettaglio, meravigliato, incredulo, di fronte a una città e una civiltà così raffinate. Lo stupirono sia gli aspetti complessi sia quelli più semplici. Il ragazzo fu preso dall'estasi e da una devozione sincera per la cultura persiana. "Non vi è casa", scrisse, "che non abbia il suo giardino con una fontana e molte alberi da frutto, con meli, cotogni, peschi e altri simili. Numerosi vi sono i vigneti che producono un'uva senza vinaccioli dentro e si vedono dappertutto fiori, perché gli armeni che girano tutto il mondo si procurano dovunque specie di fiori profumati che piacciono molto ai persiani". Era incredibile come a Isfahan potesse osservare tantissimo di quello che Niccolò aveva visto in prima persona. Di tutti i luoghi visitati durante il tragitto era quello in assoluto più ricco di assonanze, di riscontri con il mio viaggiatore. Stava ammirando esattamente quello che lui aveva veduto, a parte le macchine, a parte lo smog, i cartelloni, internet, gli schermi TV, a parte la modernità, ovviamente. Ma in quella straordinaria città la sua esperienza e le sue osservazioni, soprattutto per quanto riguardava gli edifici storici di fatti medesimi, si fondevano alla perfezione con quello che io stavo esperendo. Ecco, mi fermerei. Grazie. Grazie mille. Prendiamo le domande? Se ci sono domande, volentieri. Vuoi aggiungere qualcosa, Angelica? No. Prima aggiunge qualcosa, Angelica, poi le domande. No, non... vi leggo qualcosa, no scherzo. Vi faccio vedere qualcosa. Beh, magari mentre prendiamo le domande vi lascio l'immagine di queste imbarcazioni che si trovano nel Golfo di Hormuz, nel porto di Bandar el Aft, che sono imbarcazioni di fattura di tradizione portoghese, quando i portoghesi navigavano in queste aree, e ancora oggi vengono fatte a mano, c'è un cantiere dove vengono fatte a mano esattamente come allora. Questa non è la nave con cui, nel senso, ovviamente non è questa non è il tipo di nave con cui Manucci poi si imbarcò verso l'India, però sicuramente esistevano all'epoca. E se uno visita adesso questo piccolo porto, ci sono degli artigiani favolosi che hanno questi cantieri pericolosissimi, tenuti su non si sa come, e costruiscono queste imbarcazioni molto grandi, e questa ci è sembrata anche un'altra cosa che poteva avvicinarsi a uno scenario verosimile dell'epoca. Mm-hmm. E qui io mi ero portato l'acqua, avevo preso una provetta d'acqua al Lido, di acqua della laguna di Venezia,
e me la sono portata, l'ho messa nella sacca dentro la trousse quest'acqua dei Murazzi, e l'ho riversata nello stretto di Hormuz, ed è il finale del libro. Però è rovinato non così. so se leggere Adesso... il finale del libro, mi sembra po'. No, infatti. Ecco. No, prendiamo se c'è ci una sono delle domanda domande. lì, grazie mille, c'è una domanda lì in fondo che Vedo. vedevo la signora, la Rosella Mamoli, Allora, grazie. io volevo intanto Zorzi. bellissimo il libro e bellissime le fotografie. Grazie. E grazie che ce le avete fatte vedere a colori, perché secondo me non è che siano Scrivete stampate. all'editore così la prossima edizione la fa a colori. Secondo me è una cosa da farli causa. Vabbè. Perché le foto sono bellissime. Grazie. E grazie che ce le avete fatte vedere. Grazie a La voi mia che le domanda avete è questa. guardate. Dica. La mia domanda è questa: lingua, che lingua usavate? Mi pare che Gianni sappia il persiano. So qualche parola di persiano, grazie per la domanda, ma proprio l'essenziale, cioè buongiorno, Khodafez, arrivederci, Moafak Bashi, buona fortuna, so dire qualcosa su qualche termine tecnico, storico del persiano, so ordinare da mangiare, però questo in Iran. Comunque in realtà così, stessa cosa per il turco e l'armeno, vabbè, non l'ho usato, siamo stati molto poco in Armenia comunque, però in realtà non bisogna sottovalutare il fatto dell'inglese, cioè comunque si parla male inglese, ma si capisce. Sì. Gli iraniani capiscono un po' l'italiano perché c'è una grossa, insomma, è un paese con cui abbiamo dei grossi rapporti commerciali, quindi ci sono tante persone. Come, scusi? Il persiano era la lingua di corte del mondo Moghul e ovviamente della Persia safavide. E la scrittura ottomana era, per quanto simile, cioè una lingua a parte, era comunque anche scritta in persiano, quindi c'erano vari dialetti e comunque le lingue lungo le vie carovaniere si parlava prevalentemente persiano. Vai Marino. Quel simpaticissimo libraio che ti ha offerto un magnifico Natale a Isfahan. Sì, sta bene. Ecco, meno male. Qualche parente suo no, però. Avevo paura che fosse... Per quello è una pagina divertente. Sta bene, lo abbiamo sentito di recente, grazie per aver chiesto. Beh, insomma, trovare un libraio che a un certo punto ti fa vedere la copertina del Candide di Voltaire in farsi non è una cosa da poco, perché tendiamo sempre a generalizzare, per dire che no, che l'Islam di qua di là, che il mondo musulmano è contro l'Occidente, invece dobbiamo un attimo aprire secondo me di più gli occhi e il cuore, andare a vedere i paesi e poi magari rimaniamo anche sorpresi dei nostri stessi preconcetti a volte. Quindi se non c'è un'altra domanda? Sì. Se c'è da qualche parte qualcun altro una domanda, dico un elogio molto particolare. Franco è nei ringraziamenti, è uno dei primissimi lettori. Sostenitore massimo. Seguo il giovane eroe qui ormai da parecchio tempo e speriamo che continui in queste avventure con Angelica. Però c'è una frase che mi ha colpito tantissimo a pagina 232 nei ringraziamenti, in cui Gianni Dubini si permette di dire: ci tengo a ringraziare poi alcuni amici lettori e compagni di svago e di altri viaggi, perché la distrazione è sempre fondamentale per il buon umore di chi scrive. Un elogio della distrazione fatto a questo livello credo che sia una cosa molto rara. Quindi un applauso senz'altro meritato. Non so, Marino, in tutti i libri che hai letto anche del passato, se c'è un elogio della distrazione.
E poi ce n'era un'altra piccola riferita a Mandelstam, che parla di queste nuvole nel cielo, adesso io come al solito l'ho persa, ma che invita ovviamente a fare un grande altro viaggio. Quindi aspettiamo tutti il prossimo viaggio di Gianni Dubini Venier e di Angelica Kaufmann, perché le foto vogliamo vederle bellissime. Grazie, grazie ancora. Grazie mille. È stato un piacere fare questo viaggio con Gianni e Angelica. Grazie Marco, grazie sulle orme di Niccolò Mannucci, e io vi invito la settimana prossima, sabato prossimo, al prossimo appuntamento che avremo nella collaborazione tra l'Ateneo Veneto e la Libreria Studium. Avremo Antonio Scurati con la presentazione dell'ultimo libro uscito con Bompiani, il terzo capitolo di M, Gli ultimi giorni dell'Europa, alle 6 sabato prossimo, quindi vi aspettiamo numerosi. C'è poi la vendita del libro e sono sicuro che Gianni e Angelica avranno piacere di fare la firma copie. Grazie a tutti e buona serata. Grazie Marco. Grazie.